Il calcio piange la scomparsa di Mattia Varagnolo, ultra di 27 anni di Chioggia. Tragedia che si sussegue di poche ore a un'altra, ma stavolta nel mondo del remo, dove ieri è improvvisamente venuto a mancare Stefano Barbato, il gondoliere di 50 anni, morto all'improvviso all'ospedale civile di Venezia, dove era ricoverato da giorni, semplicemente per delle terapie di riabilitazione, come postumi per i traumi subiti in seguito a un incidente nautico avuto 20 giorni fa. Mattia, invece, il tifoso arancione-nero-verde, stava combattendo da tempo la sua battaglia personale contro il male che non gli ha lasciato scampo. Oggi la notizia della sua dipartita. Con il cuore pieno di tristezza e dolore annunciamo che il nostro amico e fratello non ce l'ha fatta, scrivono su Facebook i tifosi dell'FBC Union Clodia Sottomarina. Centinaia di commenti che in queste ore stanno tributando un ultimo saluto al tifoso che per il calcio aveva una vera predilezione, ma che amava anche lo sport e la musica in generale. Mattia se n'è andato dopo aver combattuto come un leone, come lui anche il cinquantenne Stefano, le cui condizioni di salute a fine maggio erano in netto miglioramento, poi ieri invece il suo ultimo soffio di vita. Per entrambi ancora da decidere la data delle esequie per l'ultimo saluto.